Manca sempre meno alle elezioni comunali di Rosà. Tra i candidati per la poltrona da sindaco anche Paolo Baggio, già primo cittadino di Rosà negli anni 90. E noi abbiamo pensato soprattutto a intervenire in aiuto delle famiglie, partendo anche dai servizi e dalle necessità che sono le scuole materne e gli asili nido. Soprattutto adesso anche che c'è il problema demografico, con questo aiuto pensiamo e speriamo anche di, nell'arco chiaramente di 5 anni, se gli elettori daranno a noi fiducia, di arrivare a costi zero. Viabilità e aiuto alle famiglie, ma soprattutto, punto focale del programma, il ritorno ad una sanità d'eccellenza. Le liste di attesa sono lunghissime e i nostri anziani e non sono costretti ad andare a Sant'Orso d'Asiago per fare delle visite o esami specialistici. Questo non è più tollerabile, dove fino a qualche anno fa l'ospedale San Bassiano, a 2 passi da loro, effettivamente faceva bene questo tipo di servizio. E se i cittadini di Rosà ci daranno fiducia, istituiremo lo sportello sanità a favore di tutti i cittadini, soprattutto degli anziani, e informo anche che continueremo a raccogliere firme per una sanità migliore in tutti i nostri gazebi da oggi e in tutti i weekend, e saremo lì ad aspettare gente che ci dia una mano, perché più siamo, più forti saremo.